La quarta corsa è riservata a soggetti di 4 anni sulla distanza del miglio, sono 7 1 Eastwood B, 2 Lalla Jet, 3 Eva Light, 4 Eugenio RL, 5 Enterprise Gar, 6 Endrigo, seconda linea 7 Elva Jet, in chiusura è Lalla Jet la più appoggiata, macchina che accelera, partiti con Enterprise Gar che va su Lalla Jet e la sopravanza perlomeno parzialmente, vediamo se riesce a scavalcarla del Numero tutto. 3 Eva Lo fa in Light 100 metri, la squalifica squalificato. intanto per Eva Light, terza posizione per Endrigo che è partito molto bene dal numero 6 e sopravanza Eastwood B che ha in schiena a sua volta Elva Jet. Chiude Eugenio RL, primi 200 in 14,3 e a questo punto muove dalla corda Endrigo che va all'esterno di Enterprise Gar dopo i primi 400 metri di gara che vengono percorsi in 29,5. Endrigo insiste su Enterprise Gar, a contatto rimane Lalla Jet, più indietro gli altri cappeggiati da Eastwood B sulla seconda piegata. La corsa si è ravvivata con l'attacco di Endrigo e i 600 se ne vanno in 44,5. Enterprise Gar continua a guidare nei confronti di Endrigo che rimane lì al suo esterno, a contatto è Lalla Jet, più indietro invece Eastwood B che è raggiunto ora da Eugenio RL, 800 in 58,9, 29,4 questo quarto e ancora le prese Enterprise e Endrigo, a contatto è Lalla Jet, gli altri faticano per il momento. Si arriva così a un chilometro iniziale in 1:13,3, si va via tutta con Endrigo che insiste all'esterno di Enterprise Gar che replica, a contatto soltanto è Lalla Jet, gli altri hanno perso terreno, sta migliorando comunque Eugenio RL che passa in quarta posizione, 400 al palo, il parziale ora in 14,1. Enterprise Gar replica Endrigo che però insiste, intensifica i suoi sforzi, a contatto rimane sempre Lalla Jet. Completamento della curva conclusiva, ingresso in retta d'arrivo, 180 metri al traguardo con Enterprise Gar che cerca di scrollarsi di dosso Endrigo, poi Lalla Jet che va all'interno, finale con Enterprise Gar che conclude bene, vincitore nei confronti di Lalla Jet che ha la meglio sul palo per il secondo posto su Endrigo, 1:12,8 il ragguaglio conclusivo, 29,6 a chiudere. Primo piano davvero notevole per Enterprise Gar, secondo posto per Lalla Jet che sfrutta la scia di Enterprise e gran corsa anche per Endrigo che se la fa tutta scoperta all'esterno, arriva lì a contatto di Lalla Jet dopo aver cercato l'attacco su Enterprise Gar che Enrico Bellei ha portato comunque a un bellissimo primo piano per conto di Afrim Smidra e del signor Giuseppe Truppo.